Il professor Daniele Macris, lo chiamiamo qui al tavolo. Sono riusciti a raccontare la Sicilia vista, cioè i loro problemi, la loro realtà con gli occhi degli studenti, attingendo a quella che è l'identità nostra dei siciliani, senza nessuna... cioè hanno fatto arte, hanno fatto davvero un pezzo di arte. Cioè io sono rimasta davvero colpita. Allora, intanto io sono qui a rappresentare la preside del Liceo Mauro-Lico che purtroppo per doveri istituzionali è dovuta andare a Rometta per un funerale di un alunno della scuola e quindi mi ha pregato di sostituirla e appunto ricollegandomi al coro che avete appena sentito posso leggere il testo della preside e poi farò qualche considerazione sulle attività del Mauro-Lico. E questo Mare Nero, Mare Fora è un inno alla speranza, alla rinascita, all'amore per la propria terra, una mano tesa verso lo stretto di Messina tra miti e correnti che sa cullare ma anche respingere. Il video del coro Mauro-Lico di Messina interpreta un malessere senza età di chi sperimenta e subisce la solitudine, la delusione, la paura, il senso di smarrimento e una troppo fragile speranza nel cambiamento. Un corpo che canta, una voce che danza lentamente si illumina, si riscalda, si accende, il cuore si colora, il cuore si innamora. Questo è il significato, il messaggio di questo coro che ormai da diversi anni accompagna le attività del Mauro-Lico. Anche 2 anni fa ricordo i 100 passi, ispirato appunto, che ha avuto anche un grande gradimento a livello nazionale. E la preside, nella sua esperienza di dirigenza, mi raccontava che proprio aveva agevolato l'uso del dialetto allorquando si trovava a dirigere la scuola elementare di Giostra, laddove appunto il dialetto, soprattutto a livello di scuole elementari, era abbastanza diffuso. Naturalmente al Mauro-Lico il discorso deve essere diverso. Ricordo che per esempio nel 2014 il professore De Angelis, l'ordinario di glottologia della Facoltà di Lettere di Messina, ha seguito alcuni alunni delle mie classi, hanno fatto un corso molto approfondito sui rapporti tra il siciliano e il greco, nelle sue diverse stagioni, quindi dal greco antico al greco moderno. Questa attenzione, diciamo, è naturalmente stimolata dalla natura della lingua siciliana, perché la lingua siciliana è la testimonianza vivente di ciò che è una civiltà, cioè qualcosa di stratificato che poi arriva ad una conclusione. Purtroppo lo Stato unitario e post-unitario non ha, diciamo, garantito lo status di questa lingua, ma appunto, come è stato ricordato dal professore Caroniti, la lingua siciliana non finisce in Sicilia, non finisce a Messina, copre più di metà della Calabria, la provincia di Lecce. Quindi già questo imporrebbe un dialogo tra le regioni, almeno fra 3 regioni e fra 5-6 università per portare avanti. Quando noi andiamo a parlare, per esempio, del De Vulgari Eloquentia di Dante, in primo liceo, laddove c'è una prima suddivisione, non scientifica, ma comunque ragionata, delle lingue e dei dialetti, e delle lingue, diciamo, che si parlavano in Italia a quel tempo, cioè all'inizio del 1300. Allora a quel punto l'insegnante di italiano, se adeguatamente formato, se sa, perché non è detto che sappia, l'insegnante di italiano, se sa,
deve soffermarsi sulla natura particolare del dialetto siciliano. Un dialetto siciliano che, tra l'altro, sin dall'inizio è stato fortemente censurato dal punto di vista linguistico dalla censura toscana, perché i testi dei poeti della scuola poetica siciliana sono stati corretti e sono stati poi letti secondo la correzione toscana. Questo sin dall'inizio. C'è stata una censura. Ecco, la lingua siciliana è la lingua, cioè, di uno Stato che non ha trovato poi compimento e forse sconta questa incompiutezza politica. La sconta con questo stare sospeso. Per quello che riguarda poi Messina, vedete nella cartina, è segnata come comune di minoranza linguistica greca, ma bisogna anche dire che l'arciprete greco Giuseppe Vinci nel 1759 ha pubblicato Etymologicum Siculum, uno dei primi vocabolari etimologici del siciliano con riferimento anche al greco per quello che riguarda le parole derivanti dal greco, ed era l'arciprete greco-cattolico di Messina, anzi diciamo che è stato l'ultimo che ha scritto manualmente il greco, perché al suo pugno è dovuto il codice del Fondo Nuovo 31 del 1771, l'ultimo codice manoscritto della Biblioteca regionale di Messina, 1771. Siamo molto avanti e ancora c'era qualcuno, un prete greco, che scriveva greco. Quindi, cosa si può proporre? Intanto una formazione sistematica degli insegnanti di italiano e anche dei maestri, che ormai sono tutti laureati, che abbiano un'idea di quello che è stato l'origine e lo svolgimento del siciliano. Ricordava la dottoressa Brancato: quando vado al di là dello stretto mi controllo, cerco di non aprire troppo le vocali, ma questo è l'esito del latino tardo, non è una colpa. L'esito del latino tardo a sud del Monte Pollino è stato questo. Per cui per sentire le vocali giustamente articolate lei deve arrivare in provincia di Potenza. Perché anche se il cosentino è una sottofamiglia del napoletano, tuttavia i cosentini non distinguono le vocali aperte e le vocali chiuse, perché hanno un vocalismo cosiddetto siciliano con alcune varianti. Quindi il vocalismo siciliano è questo, è l'esito più semplice del vario vocalismo tardolatino. E questo non è che uno deve vedere come una colpa, è il risultato di una storia. La storia a sud del Pollino ha portato a queste considerazioni. Poi, se vogliamo dire che nel dialetto, per esempio, di Messina, come in quello di Reggio, come in quello di Vibo, ci sia una certa debolezza dell'infinito, che non è poi comune alle altre province siciliane, ma noi abbiamo l'uso, che ormai va sparendo proprio per la scolarizzazione di massa e per l'omologazione televisiva di cui parlava il professore Caroniti. Ma se noi dobbiamo dire non mi scanto, mi dedico, è vero, perché non usiamo l'infinito? Perché il sostrato greco medievale non ha l'infinito e non usa l'infinito per questo tipo di proposizioni. E così è per la provincia di Messina, e così è per la provincia reggina e per la provincia di Vibo Valentia. Questo significa che allora gli insegnanti devono essere ben formati nelle università e anche con corsi extrauniversitari. Poi, se la politica riesce a prevedere
un'ora di televisione in dialetto locale alla settimana. Se la politica riesce a prevedere l'inserto nei giornali cartacei online di una pagina o di 2 pagine nel dialetto della regione o della provincia, noi saremo grati a questa politica che sarà in grado non solo di proporre ma anche di sostenere adeguatamente dal punto di vista finanziario queste iniziative, perché queste iniziative comportano investimenti. Allora, piuttosto che investire nelle guerre scellerate, si investa nella conoscenza, nella diffusione, nella preparazione di tecnici, perché scrivere il siciliano non è una cosa facile, come scrivere qualsiasi altra lingua. Se ci deve essere un sistema, diciamo, foneticamente fedele e scientifico, bisogna formare formazione, finanziamenti e un piano che investa televisione, scuola, stampa. Solo così possiamo cercare di invertire una rotta. Giustamente il professore Caroni diceva: io non sono un parlante siciliano, non lo sono abbiamo imparato, orecchiato un dialetto così di tipo urbano nella nostra adolescenza, con fugaci rapporti con la campagna o col mare e così via. Ma ecco, la nostra situazione è questa: noi siamo una platea di fruitori del siciliano di circa 7, 8, 10 milioni di persone e a cui mancano gli strumenti, a cui, diciamo, non è stato dato un indirizzo, una rotta. Allora la scuola è importante, l'università è importante perché deve formare il personale, ma soprattutto ci deve essere la volontà e la presa di coscienza politica che queste cose devono essere finanziate, perché, come diceva un preside originario della provincia di Cosenza, con l'acqua i pesci non si fregano. Ecco. L'avete capito, vero? O senza soldi non si canta messa, però detto... Grazie al professore Macris.